Siamo con Paolo Minicuccio, allenatore della Capitolina Marconi. Mister, un primo commento sulla gara. Il primo momento sulla gara è che sono già 2 o 3 partite che commettiamo gli stessi errori. Sapevamo che l'Eboli è un'ottima squadra, composta da giocatori di alto profilo, anzi con questo volevo fare i complimenti per la bella vittoria che hanno ottenuto oggi. È normale che quando commetti tutti questi errori le partite poi diventano difficili e rimetterle in piedi è complicato. Sono molto scontento della prima parte di gara, dove siamo stati veramente di bassissimo profilo. Mi è piaciuta la reazione caratteriale nella seconda parte, dove forse potevamo anche riaprire la partita con 2 o 3 occasioni, tra cui la libera. Quindi sulla partita questo mi sento di dire. L'unica cosa che veramente sono stufo, non ce la faccio veramente più, è che il livello arbitrale non è proprio idoneo a questo livello. Ogni volta che giochiamo in casa arbitri non all'altezza, permalosi, c'è un regolamento che dice che le spinte non si possono dare, è mandato all'inizio del campionato solo spinte e fischiano un fallo, ammoniscono per tipi di falli, poi falli di gente lanciata in porta non ammoniscono, è espulso l'allenatore perché alza le braccia senza dire una parola e ti espellono. Veramente siamo in balia proprio della mediocrità, proprio dell'dilettantismo totale. Questo non ha inficiato assolutamente sul risultato della partita. Ribadisco i complimenti all'Eboli, che ha meritato in pieno perché ha fatto una partita di alto profilo, però questo aspetto non è proprio più tollerabile, perché poi vai fuori casa e devi subire minacce e vedi che manco scrivono nulla e poi in casa alzi le braccia e prendi 3 giornate di squalifica e 2000 euro di multa. Stiamo a questi livelli qua. Okay. Sì, quindi onore sicuramente al merito degli avversari, però soprattutto nel primo tempo noi, per quanto loro si sono ben difesi, ci sembrava di avere una squadra un po' a volte prevedibile o comunque lenta nel Sì, manovare. esattamente, hai colto il senso. Quello che era stato detto, che in questa settimana, anche la settimana scorsa, che il problema che stava uscendo fuori, che eravamo molto lenti nella manovra, molto statici, poco dinamici senza palla. Purtroppo questo ha dato seguito nel primo tempo della partita, non rispettiamo più determinati canoni che ci hanno reso comunque sia una squadra di alto profilo fino ad oggi, e purtroppo quando tu non ripeti determinate prestazioni non è che i nomi vanno in campo, vanno i fatti in campo, quindi oggi i fatti sono venuti a mancare, come sono mancati mercoledì, ed è giusto che è venuta la sconfitta. Mister, è il periodo probabilmente più difficile della stagione e non avete avuto l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia. Oggi rischiate, non sappiamo i risultati delle altre, ma rischiate di ridurre nuovamente il vantaggio sulle inseguitrici. Qual è la ricetta per uscire da questa Ma la situazione? ricetta è quella che abbiamo sempre adottato fino ad oggi: rimboccarci le maniche, continuare a lavorare, fare un mea culpa collettivo, vedere dove dobbiamo migliorare e dove dobbiamo continuare invece a essere convinti che siamo nel giusto. Non potevamo pensare che tutta una stagione potesse andare con tutte vittorie, soprattutto in un girone come quello che è un girone equilibratissimo, dove ci sono squadre sicuramente più attrezzate della nostra sotto il profilo tecnico. Quindi certo le sconfitte fanno sempre male, ma comunque sia, io personalmente continuo a rimanere tranquillo e sereno, perché la strada è ancora lunga e possiamo ancora dire la nostra. Mister, in bocca al lupo per le prossime gare. Grazie, crepi il lupo.